Buongiorno a tutti quanti, mi sono il chef, il cuoco, insomma, e mi chiamo Antonio Sardeò, ma per gli amici mi chiamo Tony Sardellò. Per la verità, mi chiamo Maria Sardellone, ma insomma, siccome che a Mise ha 30 anni che abita qua al nord, no? E ora praticamente ormai sono anche amici del nord, no? Anche se qualche volta mi dice, senti qua che ha l'accento che sei un po' no, proprio nordico, insomma. Ma il discorso è che mi pare c'era di Barlezze, no? Barlezze, le Puglie, no? E mia madre c'era Rovigotta. Allora cosa succede? Che mi pare, quando che sei venuto qua, hai impiantato un grandissimo ristorante, ma c'era più che un ristorante, insomma, c'era una bettola e c'era una roba proprio, un'osteria. A me invece che ho imparato a fare il cuoco sotto militare perché mi sbucciavo le patate, pelavo le carote, rubavo con l'occhio, no, con l'occhio mi rubavo. Praticamente cosa ha trasformato sto ristorante di mio papà in un ristorante de lusso e che ho messo il nome Chez Antoine, che sarebbe sempre Tony Antonio, no? Ma in francese dice Antoine. Chez Antoine, che vorrebbe dire in francese, vorrebbe dire a casa di Antoine, Antonio, insomma, che sarebbe sempre me. Però succede che qualche uno, miei amici, no, che viene da Barlette, e che ha scritto le galette, no, Chez Antoine. E mi chiedo, Chez Antoine, cosa vuol dire Chez Antoine? Antoine, che ti prepari oggi da mangiare? E mi chiedo sempre a tutti quanti quelli che viene nel mio ristorante, ragazzi, sapete cosa che consiglia lo chef un cuoco? A che ti mangi a casa tua. Ciao a tutti dal vostro amico Chef Antoine Antonio Sardeò. Ciao ragazzi!